Pensiero del giorno, giovedì 21 novembre. Portare la gioia. Il nostro ideale ci ha sempre insegnato che la carità verso il prossimo è fonte di gioia. Siate sempre gioiosi. Dobbiamo essere sempre gioiosi. In breve, dobbiamo essere noi stessi. Qualche giorno fa, una persona mi ha chiesto se il sorriso e l'allegria sono un punto della nostra regola. Non lo è, ma si osserva sempre che la gioia è un tratto distintivo dei membri del nostro movimento, proprio perché la loro vita è l'amore. Più l'amore è ardente, più la gioia aumenterà e avremo molto da dare al mondo. Chiara Lubick, L'amore del fratello. Parola di vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.